abbiamo finalmente in diretta e finalmente c'è il nostro ospite. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno reverendo. Buongiorno a voi. Dunque, reverendo Jones, come ti sei svegliato questa mattina? Allora, gonfio. Mi sono svegliato male perché ieri ho tentato una cena con amici, mi sono improvvisato cuoco. Ho fatto un rollè di vitello che però è risultato essere un rullo che ti schiaccia poi durante la notte e non ti fa dormire. Quindi sono leggeri. Sì, quindi infatti sono abbastanza provato. Comunque ci sono. Abbiamo scoperto una tua passione. Sì, la cucina. Va bene, dunque parliamo però della tua più grande passione, che è la musica. Ok, parliamo della musica. Il tuo progetto nasce nel lontano 1993. Sì, nel 93 è appunto l'incipit di questo strano progetto ironico e poi satirico più in là. Infatti questo ultimo lavoro... cantautore dell'assurdo. Esattamente. Sì, perché alcuni allora hanno definito questo progetto in questa maniera perché in effetti era abbastanza assurdo il tipo di testo proposto allora nel 93. Era un vaneggio totale, questa cosa che mischiava il rap col sardo, che era pure ironico, che era inframmezzato di musica popolare, cioè era un minestrone, ecco. E quindi però risultava abbastanza curioso, tant'è che destò subito l'attenzione del pubblico e in breve, insomma, dalla strada al giro per locali e poi alle piazze, ai concerti, alle cose più importanti. Ecco. Più importanti, dunque. Quando mi incuriosisce il tuo nome, perché reverendo Jones? È l'unica cosa che non ha veramente un senso, un connotato preciso, perché praticamente è giusta una fantasia di un amico che ci aiutò nel momento in cui stavamo cominciando a girare senza un nome, bada bene, quindi si facevano le serate senza avere un nome preciso e quindi alla fine tra i tanti nomi, ecco, lui ci propose questo qua, reverendo Jones, beccato da un articolo in un giornale, mi pare, del famoso reverendo Jones, quello che combinò un'assurda strage nel Guyana in Sud America, e quindi prendemmo il nome, ecco, così a battesimo e così è rimasto. Allora, io sorrido per il titolo che hanno le tue canzoni, che sono fantastiche, soprattutto ho qui tra le mani un CD bellissimo che invito tutto il pubblico e gli ascoltatori di Radio Golfo degli Angeli ad acquistare perché è fantastico. Sì, è appena uscito, è fresco, ha un mese di vita, è appena nato, anche se la gestazione è nata, cioè la gestazione è avvenuta, io mi confondo con le parole perché lei intanto ride qua di fronte a me mentre legge le giucchia sui testi e perché è fantastico, perché proprio sembra un libretto con... Il libretto è una figata perché è stato realizzato da un artista, Piercarlo Carella, un disegnatore pittore abbastanza conosciuto nell'ambito dell'arte appunto pittorica qua a Cagliari e non solo, e ha realizzato lui i disegni e quant'altro, ecco. E quindi niente, dicevamo qualcosa a proposito del disco, dei brani, esatto, delle canzoni, per esempio Banana e Piricocco. Oh, è una storia d'amore favolosa. Ora che l'hai nominata non bisogna assolutamente farla mancare nei passaggi radio, quindi dopo l'ascolteremo, la manderemo. È una canzone d'amore pazzesca che racconta di un incontro in un giorno particolare, un giorno di festa che è l'Halloween dei sardi, chiamato Sadie dei Spannigeddas, dove i bambini, è una tradizione ormai quasi morta, già che i bambini oggi prendono a battesimo le tradizioni d'oltreoceano, come quella dell'Halloween, però in Sardegna esiste questa tradizione molto molto simile, si chiama Sadie dei Spannigeddas, dove i bambini passano di casa in casa in egual modo a chiedere dei doni o qualcosa che gli si dà. È alla sarda ed è una vecchia tradizione, insomma. Va bene, allora diamo un attimo la linea alla pubblicità, poi sempre qui in diretta con noi, con il reverendo Jones. Ok. Ed eccoci qui, bene, carissimo reverendo Jones, come è giusta la pronuncia? Perfetta, grazie, direi. Wow. Bene, stiamo parlando del tuo ultimo lavoro discografico. Esatto. Autoprodotto, fantasticamente così disegnato, con dei titoli fantastici, insomma. Cosa ci puoi dire, per esempio, del Paese degli Allocchi? Il Paese degli Allocchi racconta la storia di un bambino che nasce nel triste mondo delle favelas, quindi vive in una baracca, ha una condizione familiare assurda per cui l'unico sogno che può trovare tra i pochi possibili giù in Brasile è quello di diventare un calciatore professionista e di approdare in quel paese degli allocchi, dove tutti abboccano a questo mondo dove sembra facile, ecco, fare i soldi, vivere il successo,
lo vediamo anche dai programmi TV che propinano dei cantanti che da un giorno all'altro fanno dalla strada alle stelle, insomma. Questo mondo così bello, il paese degli allocchi mi pare sia incastonato tra la Francia e l'Africa del Nord a fianco alla Spagna, insomma, quello lì. Avete ben capito, e quindi niente, sogna queste cose qua e sogna di arrivare in questo posto dove tutto è facile, tutto è possibile. Tra l'altro poi può guadagnare quanto un operaio in una vita in un solo mese, pensa tu. Quindi insomma un sogno abbastanza succulento. Insomma, senso morale tutto dentro al brano, poi ci stanno altri riferimenti a questo mondo del calcio che è tanto amato, ma è assai anche sporco. Ogni tanto bisogna darci un'occhiata un po' più seria. Tu sei un tifoso? Allora io sono tifoso preferisco il calcio amatoriale, sai, quello che vado e vedo i ragazzini del paese. Vedo i ragazzini del paese che giocano. Allora il calcio è bellissimo, non voglio dire niente su questo, però quando diventa una macchina per far soldi e quando non ci si ferma neanche davanti all'idiozia o anche all'idiozia, dico anche di questo mondo violento, ecco, che poi scatena questo fanatismo esasperato, no? La violenza negli stadi, oppure anche quando si vede che nonostante le porcherie che ci sono in questo mondo, come anche nel mondo politico, per carità di Dio, cioè siamo infestati sia in una parte che nell'altra di questo corpo italiano, però non ci si ferma neanche davanti, ecco, agli ultimi episodi, ovvero i tifosi, nonostante vengano presi a calci dalle squadre che ti truccano le partite, ti fanno la beffa sotto gli occhi, continuano a essere lì sì, ad adorare coloro che defecano sulle loro teste, scusate il termine, ma è questo. Quindi alla fine ecco perché odio questo mondo e odio ovviamente il fanatismo cieco. Reverendo, adoriamo la tua schiettezza. Va bene, sì, ma questo è sempre stato dal 93 ad oggi. Il paese degli allocchi la dice tutta. Allocchi. Ehi, sveglia Luis, tu stai nella baracca più lerciato paese. Non c'è neanche persiane ogni mattino, orca puttana, il sol te desta senza chieder permesso.